Rogo nella valle di San Lucano, a Taibona Gordino. Un'altra giornata difficile per le operazioni di spegnimento del più vasto rogo boschivo degli ultimi 30 anni in Veneto. 10 km quadrati di bosco distrutti con un enorme danno ambientale. Questa mattina le nuvole erano molto basse, quindi avevamo difficoltà a far volare sia il Canadair che anche l'elicottero Erickson, quello grosso che avevamo fatto arrivare ieri dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, e quindi abbiamo dovuto operare solo con gli elicotteri 3 della regione più quello dei Vigili del Fuoco, quelli più piccoli. Nel pomeriggio la situazione è migliorata e l'elicottero Erickson si è potuto alzare in volo, contribuendo in modo determinante alla circoscrizione e all'estinzione del rogo. Resta valida l'ordinanza che chiude l'accesso alla valle, ha detto il sindaco di Taibon Silvia Tormen, compresa la parte che ha portato ad evacuare alcune abitazioni. Per gli sfollati, una quindicina di persone, sono state previste 2 finestre temporarie al giorno per raggiungere le proprie abitazioni e prendere il necessario. A ora intanto è attesa la pioggia che, se da un lato contribuirà allo spegnimento dei focolai ancora attivi, dall'altro potrà causare altri problemi di tipo idraulico ed idrogeologico. Preoccupanti le notizie che arrivano dai bollettini meteo regionali, che prevedono precipitazioni molto abbondanti. Il bollettino meteo emesso oggi individua in codice rosso, quindi siamo in allerta rossa, zone di provincia di Belluno e parte alta provincia di Treviso. La parte alta della provincia di Vicenza e il Veneto orientale sono in codice arancione, quindi preallerta, e poi il resto è in stato di attenzione.